Bene, benvenuti a Mezzo Lombardo per la quarta giornata di ritorno del campionato Under 15 Eccellenza. A sfidarsi quest'oggi Rotagliana Basket e Save Mestre. Rotagliana Basket occupa l'ultima posizione in classifica con un record 1-13, mentre Save Mestre è 2 posti sopra con un record di 4-11. Tutto pronto per l'ingresso in campo delle due squadre. Magno Cavallo fa partire Nuresi, Torrisi, Carli, Dalmonego e Cela, mentre per Mestre vediamo De Marchi, Nardin, Martignon, Pellitteri e il numero 7, il numero 23, Garbisa. A contendersi la palla 2 saranno Pellittieri e Torrisi. Tutto pronto? Si parte. Possesso di Mestre. Fa girare la palla, prova a prendere un vantaggio Nardin, poi la cede al 5 Martignon che realizza i primi 2 punti della partita, subito in vantaggio Mestre col primo canestro di Nardin. Intanto Nuresi la cede a Carli che prova a entrare, Dalmonego non riesce a concludere il gioco da 3, subisce fallo sull'incursione centrale. Andrà in lunetta con 2 liberi Dalmonego. Peccato non è entrato il tiro dopo il contatto subito. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo Dalmonego, un po' sfortunato in questa occasione. Prende rimbalzo Mestre. Manovra col numero 23 Garbisa. Prova a prendere il centro un po' agevolmente. E Martignon trova ancora al fondo della retina portando a 4 i punti di Mestre, ancora a secco Rotagliana. Torrisi, Dalmonego, va dentro lui, questa volta trova al fondo della retina Dalmonego, sblocca il risultato per Rotagliana, 4-2. Difende adesso Dalmonego su Garbisa, dalla media distanza un po' corto, però fa suo rimbalzo il numero 77 Pellitteri. Fino adesso non ha sbagliato un possesso Mestre, 3 azioni d'attacco, 3 canestri. Carli viene a prenderla in centro, prova ad andare dentro, perde la palla Torrisi, riparte Mestre, persa per Rotagliana. Manovra, prende il fondo Martignon, poi buona difesa, Nuresi da solo può andare, si arresta e viene ravvisato l'infrazione di passi, anche se sembrava aver tenuto bene il perno. Andiamo a vedere la camera di sistemarla.
Bene, siamo tornati in diretta, 2 punti ancora per Mestre, Dal Monego per Carli che prova a prendere il centro, gliela toccano, persa per Rotagliana. Per il possesso alternato rimane la palla ai neri di Magnocavallo. Alla rimessa Nuresi. Si muovono Torrisi fuori prova a penetrare, assorbe il contatto, sbaglia il canestro, poi la recupera Carli che la cede a Nuresi che prova un extra pass su Torrisi che però è leggermente impreciso, la palla finisce sul fondo, peccato. Fallo del numero 8 intanto sulla ripartenza veloce di Mestre. Si riparte dal lato col numero 33 Nardin. Pronto a ricevere De Marchi che manovra in punta puntando Nuresi. Prende il rimbalzo, sbaglia l'appoggio, Carli lotta sotto il canestro, Dalton la cede a Nuresi, mette un po' d'ordine. Poi c'è spazio per correre. Torrisi, l'area è vuota, si arresta, spara cortissimo, forse anche toccata da un avversario, il numero 23. Intanto Garbisa la butta fuori, la fanno girare sul perimetro, arriva nelle mani di Pelletieri che spara da 3, rimbalzo di Dal Monego, vede Carli correre, appoggia 2, Carli di mezza porta a 4 punti sia il risultato che lo svantaggio. Intanto Cela deve vedersela con Nardin che passeggia un po', ma Nuresi capisce tutto, Dal Monego da solo non sbaglia, buon momento di Rotagliana, manovra De Marchi, la cede fuori a Nardin, ancora De Marchi, viene a prenderla Pellitieri, Nardin, si lamentano per delle spinte sotto canestro. Cortissimo il tiro da 3 che diventa un passaggio. Spara Nardin. La palla finisce sul fondo. Ottima difesa di Rotagliana in questo periodo che è riuscita a portare quasi fino in fondo e a cercare un tiro forzato. Mestre, manovra Nuresi. Potrebbe esserci il pareggio o addirittura il vantaggio in questa azione se si conclude con un tiro da 3. Carli, una mattonata di Carli sul tabellone, non è riuscito a fare il gioco che voleva, ma siamo già dall'altra parte con De Marchi che fa girare su Martignon che prende il centro, ben difeso da Nuresi e Dal Monego. Taglia fuori di Cela, ben eseguito, tira giù il rimbalzo Nuresi che poi imposta per Rotagliana. Torrisi pensa un attimo al tiro, poi Cela, Nuresi da 3, lunghissimo. Fallo di Torrisi nel prendere posizione a rimbalzo. Francamente non ho visto l'infrazione in quanto seguivo la parabola della palla. Intanto esce Nuresi e Torrisi, entrano Stiller e Graziola. Si riparte dal fondo, 6-8, 5-13 sul cronometro. Buona intensità in difesa da parte di entrambe le squadre. Tanto Stiller se la deve vedere con Garbisa. Prova a fare tutto da solo, lo difendono bene i ragazzi di Rotagliana. Non trova il fondo della retina, intanto manovra Graziola. La dà dentro in posta
Cela che viene anticipato con un tocco, la palla finisce sul fondo, riparte Rotagliana con Graziola. 4,51 dice il cronometro, un po' di cambi anche per Mestre. Cela si fa vedere dal Monaco, poi vuol far tutto da solo, Cela chiede il fallo. Gli arbitri non ravvisano l'infrazione. Parte subito veloce Mestre Pellitieri, ma è ben contenuto da Cela. Poi Favaro, Garbisa prova a trovare ben buone difese di Rotagliana in questa finale di primo quarto. Carli va lui, va da solo, chiede il fallo anche lui, non viene ravvisato, persa di Carli, siamo già dall'altra parte. Stiller non riesce a tenere in uno contro uno Galdi che realizza il 10-6. Graziola la da dentro per Dal Monaco che nel traffico non riesce a trovare il fondo della retina. Riparte Galdi, poi Favaro, la prova lui da 3, un po' sfortunato ma si avventa come un falco Proia, e poi il solito Garbisa nel tentativo di prendere il centro per andare a canestro viene fermato in maniera irregolare intanto chiede il cambio Cela. Non si alza nessuno dalla panchina di Rotagliana. Entra Frenez. L'arbitro dice che ci dovrà aspettare la prossima occasione per il cambio. Intanto Garbisa dalla linea del tiro libero sbaglia il primo. Corto anche il secondo, non riesce a tirare giù il rimbalzo Carli. Viene fischiato fallo su Raciti che si stava lottando per il possesso della palla. Fallo di Stiller, crediamo, perché se fosse di Carli sarebbe il secondo, inizierebbe a essere un po' un problema. Tanto cambi, entrano di nuovo Torrisi e Frenez. 3,32 sul cronometro, Rotagliana è in bonus. Un fallo invece speso da Mestre. Raciti mette il primo. Mette anche il secondo Raciti. Fuori Ziller, dentro De Pretto. Girandola di cambi in questo episodio, in questo frangente della partita. Riparte Graziola, ben da Favaro, che ovviamente non viene ravvisato il fallo pur mettendo una gamba palesemente sulla corsa di Graziola. Intanto Carli, Graziola di nuovo se la deve rivedere con Favaro che gli mette una mano sul braccio. Non capisco perché non si fischiano questi contatti. Alla fine si convincono che si può fischiare anche un fallo a Mestre, quindi si riparte dal lato. Graziola, Frenez, Torrisi, si fa vedere Carli, la prende lui, prova a prendere il fondo, ben chiuso, Torrisi la spara lui, De Pretto tira giù il rimbalzo, la cede a Frenez che prova a rispararla, un po' lunga, se la tocco di Torrisi, bella energia di Rotagliana sotto canestro. Torrisi la spizzata su De Pretto che ha provato ad andare su a canestro, ha subito il contatto falloso, andrà in lunetta con due liberi Alessandro De Pretto.
Mette il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Mestre. Frenes prova a contenere Lamberti, che poi la cede in post a Raciti, che prova a spaziarsi, tira giù il rimbalzo De Pretto, la cede a Carli, che prova a correre il campo. C'è Graziola, c'è anche la cede a Torrisi, poi già di nuovo a Carli, che incespica un po' sulla palla. Terza persa per Carli in questa partita. Manovra Mestre, Galdi, corto, prova a tirare giù il rimbalzo, poi in tutti i modi possibili cercano di fermare il numero 35 Galdi. Direi che con le buone o con le cattive è l'atteggiamento giusto per affrontare queste situazioni. Un punto è stato guadagnato perché sbaglia il primo. Intanto c'è Luca Pilati pronto a entrare in campo quando mancano 2 minuti e 11. Sbaglia anche il secondo, li guadagna tutti e due Frenes. E De Pretto, un buon fallo. Poi buona difesa e recupera la palla Graziola. Con un assist al bacio per Carli, che non sbaglia da sotto. Appoggia 2 punti, 9-12, 1,51 da giocare. Trova un altro buon fallo di De Pretto, devo dire. Secondo fallo di De Pretto, ma direi che entrambi sono stati ben spesi. Proia sulla linea del tiro libero, pronto a eseguire i 2 tiri che si è guadagnato. Vediamo Proia. Il ferro accoglie il primo libero. Non sarà valido, credo. C'è stata un'invasione. Deve ripetere Proia, avrà un'altra opportunità sul libero che aveva sbagliato. Vediamo se lo capitalizza. Uguale al primo, fa 2 su 2. Graziola intanto subisce il fallo, appoggia 2 punti e andrà intanto il consiglio di Manio Cavallo per il libero. Vediamo la nostra cam nell'angolo. Sbaglia Graziola, ma tira giù ancora Graziola. Vede dall'altra parte Torrisi, liberissimo. Un filo corto, ma De Pretto si fa strada, la cede a Pilati. Frenes, Pilati, Graziola, Torrisi, step back e boom, ne mette 2 Torrisi, portando a -1 Rotagliano. 1 minuto 09, De Pretto ancora in difesa, molto efficace in questa fine di quarto. La gira, poi si spazia, spara, sfortunato un po', la palla esce, Graziola mette una manata, la porta via lui, poi spinge, si ferma, Pilati viene a raccoglierla, la cede a Frenes, Graziola ancora, la tocca con il piede Galdi, interrompe l'azione di Rotagliana. Si dovrebbe riciclare il cronometro a 14 per il tocco di piede, vedo che rimane 12. Comunque non c'è un sostanziale problema. Il problema c'è nella rimessa di Rotagliana che la butta via. Troppo lunga,
fuori misura al passaggio. Torrisi ha tentato di tenerla nella metà campo d'attacco, ha pestato però col piede la linea e c'è stata un'infrazione di campo. Infrazione di campo anche adesso, non la vedono gli arbitri e sono 2 punti regalati, diciamo, a Mestre. Non riusciamo a capire come ha interpretato la regola. Intanto sono finiti in bonus anche i ragazzi di Mestre, ci saranno 2 tiri per Davide Graziola che potrà rifarsi del libero sbagliato in precedenza. Sì, non capiamo come non abbia ravvisato l'infrazione di campo, però tant'è. Tanto sbaglia il primo Graziola. Sbaglia anche il secondo, non riesce a tirare giù il rimbalzo. Pilati, che probabilmente sarà il colpevole del fallo, credo di sì, non ho visto bene tanto la mimica dell'arbitro che segnalava il giocatore che ha fatto fallo, almeno che non sia stato De Pretto, perché ho visto solo un dito alzato. Intanto non sbaglia Proia. Porta 17 i punti di Mestre, sbaglia il secondo, tira giù De Pretto. Vengono ravvisati passi, ma teneva il perno in maniera magistrale. Infatti c'è un po' di stupore in questa due fischi un po' non proprio a favore di Rotagliana. Si perdono completamente, ma sbaglia il numero 18, ricicla con Proia, ricicla il numero 23 Garbisa e appoggia 2 punti per Mestre. Direi che i 2 fischi un po' dubbi sono costati 4 punti a Rotagliana. Intanto fallo correttamente fischiato su De Pretto che va in lunetta con 2 liberi. Sbaglia il primo De Pretto. Non tocca il ferro col secondo libero. Intanto viene chiamato un time out. (19-13) il risultato disegnerà un'azione, perché ormai è rimasto poco tempo sul cronometro. Un buon primo tempo da parte di entrambe le formazioni, risultato un po' basso per Rotagliana e ha subito comunque 20 punti, 19. Però i ragazzi sono stati molto energici sia in attacco sia in difesa. Intanto tornano in campo i 5 dopo le indicazioni di Magno Cavallo e Coach Davoglio. Si riparte dalla metacampo difensiva di Mestre, che attacca da sinistra verso destra in canotta rossa, mentre Rotagliana da destra verso sinistra in canotta nero-arancio. Bello schema. Bello schema. Un'altra
un'altra chiamata un po' dubbia da parte dell'arbitro, ma adesso ridà il torto per essersi... Non c'era più tempo, Graziola l'aveva un po'... Finisce il primo quarto, 13-21. Tutto pronto per riprendere il secondo quarto. Rotagliana con Cella, Nuresi, Dalmonego, Carli e Ziller. 13-21. Annulla i falli, Mondus. Si riparte con la possesso rotagliana che con Dalmonego che cede a Nuresi. Manovra Mattiangelo Nuresi per Dalmonego, dentro per Cela. Prova a prendere il... Infrazione di passi ravvisata a Cela. Anche in questo caso non sono proprio un falco a vedere i passi, ma non mi sembrava. Però tant'è, si riparte con la persa di Rotagliana, non nel migliore dei modi. Va dentro Favaro, cerca il canestro, incredulo Ziller, che non è lui l'autore del fallo ma è Dalmonego. Intanto l'arbitro fiscalissimo fa uscire Ziller perché Magnocavallo pensava fosse l'autore del fallo, invece l'autore del fallo era Dalmonego. Allora entra De Preto, esce Ziller, ma resta sul cubo dei cambi Ziller, un siparietto voluto. E richiama cambio Magnocavallo. Intanto sbaglia il primo Favaro. Realizza il secondo. Porta a 22 punti di Mestre. Ne fa saltare 2 Nuresi. Cela va sul fondo, dentro per De Preto, un po' di difficoltà. Poi la ributta fuori per Cela. Nuresi non se la sente di spararla da 3. Carli la mette sul scadere del 24. Ogni tanto un po' di fortuna. Intanto si interrompe il gioco per una scarpa allacciata di Proia e ritorna in campo Giulietto Ziller.
Si riparte con il numero 0 Favaro che imposta per Mestre, preso in consegna dal Monego, la da dentro in post, fuori di nuovo per Favaro che fa una virata, la ributta fuori, numero 35 un po' corto, Cela viene spinto da dietro, l'arbitro non fischia nulla, è un po'... era facile vederlo, però forse è sfuggito. Tanto Favaro la prende sulla linea dei 3 punti, punta dal Monego, la cede al numero 35. Ziller non riesce a toccare del tutto, però la sporca. Nuresi, un ottimo tagliafuori, poi la tocca per Cela e rimposta l'azione. Se la sente Cela, poi ci ripensa per un attimo dal Monego. Cela, Carli prova ad andare dentro lui, subisce un paio di falli e poi la mette giù. Grande caparbietà per Jacopo Carli che, se non sbaglio, porta 8 il suo bottino e andrà a tentare di concludere il gioco da 3 in lunetta. Tutto pronto per il libero di Carli. Si aiuta con la tabella, ma vale tutto e porta a 18 i punti di Rotagliana. Nuresi dal Monego, la sporca, poi Favaro la difende in maniera molto bene, poi il numero 35, anche un po' fortunosamente Galdi riesce a trovare un varco nella difesa di Rotagliana, molto aggressiva, sta difendendo bene i ragazzi di Magnocavallo, non sono... peccato, va a scompigliare le carte sul tavolo il passato di... Dovremmo essere tornati in diretta, però non ho più la camera principale. Intanto 18-24, di 21-18. È successo un problemino tecnico, è andata via la connessione per un attimo. Cela prova a spararla. Carli la tocca lui, ma la tocca anche il suo avversario. Intanto vediamo di sistemare. Ci siamo di nuovo. Recupera palla dal Monego facendo la persa di Demè, numero 99. Gran fisico. Tanto dal Monego per Nuresi. Cela. Non arriva nessuno, torna da Nuresi. Vuole andare dentro di nuovo da Cela che prova a girarsi. Temevamo un'altra chiamata di un fallo in attacco perché era molto simile al gesto di Carli. Per fortuna questa volta il fallo è stato ravvisato sul giocatore di Mestre. Rimette Cela. La prende dal Monego, va dentro. La butta un po' per aria, non trova
i 2 punti, ma riparte velocissimo Mestre con l'infrazione di passi di De Marchi sul disturbo di Dalmonego. Intanto esce De Pretto, sembra un po' zoppicante, e prende il suo posto il numero 93 Leonardo Torrisi. Intanto manovra Cela, approfitta del perdita di equilibrio. Intanto Torrisi prende con un tiro libero il movimento, porta a 23 Rottagliana, -1, 5 minuti sul cronometro di questo secondo quarto che promette bene. Va dentro, scarica fuori da 3, brucia la retina, non ci voleva in questo momento. Comunque resta un buon momento per Rottagliana. Viene a prenderla Carli, subisce fallo del numero 35 Galdi. Partita sostanzialmente corretta. Intanto qualche problemino per De Pretto, forse una botta, speriamo niente di grave. Si lamenta un po' De Pretto in panchina, un po' dolorante. Si riparte dal lato. Si appresta a fare la rimessa dal Monego. Si posizionano. Nuresi la prende, si gira, la spara, il secondo ferro dice di no, ma Carli la tocca, c'è la doma, la cede di nuovo a Carli per Nuresi che fa una magata. Mattia Angelo Nuresi si sposta la palla da una mano all'altra e la butta in fondo al sacco. Intanto adesso ne recupera un'altra, la cede a Carli che la impatta. 27-27, forza Rottagliana. Riparte Mestre. Nuresi viene sfidato dal numero 35, gliela tocca, diventa un passaggio per De Marchi, prova lui, un po' corto l'appoggio di Garbisa. Intanto Cela va dentro, manaiata, 2 liberi. Intanto pronto sul cubo dei cambi Graziola, esce Dalton, dal Monego entra Davide Graziola. In lunetta c'è Andrea Cela che può per la prima volta in questa partita far mettere la testa avanti a Rottagliana. Vediamo se riuscirà Andrea Cela a mettere qualche punticino di vantaggio. Sbaglia il primo, quindi i punti potranno essere solo e soltanto 1. Vediamo se Cella riuscirà a concretizzare il libero. Si riparte. 3,57. Graziola contiene. Poi la spara. Pellitieri non riescono a tirar giù il rimbalzo. Graziola e Cela. Ad ogni modo era buono il posizionamento dei ragazzi di Rottagliana. Succede che ogni tanto la palla scappi via. Riparte dal fondo con 14 secondi sul cronometro Mestre. Carli tiene bene, poi la spara Garbisa, tira giù il rimbalzo Graziola, Cela ci pensa un attimo, poi Carli, Nuresi se la sente lui, sembrava dentro da qua. Nel dubbio la diamo a Mestre, bene così. 28-27 intanto. Un punticino di vantaggio per il nero-arancio di mezzo lombardo. Garbisa.
a mio modo di vedere non aveva tenuto il perno il 33 di Mestre Nardin, però era solo una mia impressione. Aveva un po' scivolato col piede, però peccato veniale. Torna davanti Mestre, 29-28, 3 minuti e 06, chiama time out Riccardo Magnocavallo, ospiti in bonus, aggiorniamo anche la grafica. Mentre per Rotagliana sono solo 2 falli, c'è qualche fallo da spendere. Tre minuti e 06 da giocare ancora. Un time out a testa in questo primo tempo. Tutto pronto per riprendere, indicazioni di entrambi gli allenatori. Torna in campo con i stessi 5 Rotagliana. Si parte dal fondo con Torrisi. Che la cede a Graziola, che imposta lui. Brutto passaggio, Martignon. Appoggia 2 punti e riporta a più 3 Mestre. Cela, la perde anche lui, probabilmente non in maniera del tutto pulita. Cambia qualcosa Magnocavallo, inserisce Frenez al posto mi sono incantato. Frenez al posto di Nuresi. Intanto Mestre la spara da 3, tira giù il rimbalzo Graziola, prova a correre il campo, vede Carli la cede a Torrisi che la prova a sparare da 3, peccato non è entrata. Intanto Frenez quasi la ruba sul disturbo di Carli anche. Intanto siamo già dall'altra parte, corta Cela, corre lui, riesce a trovare il vantaggio e portare a 30 i punti di Rotagliana. 30-31, 2 minuti e 09 sul cronometro. Torrisi in qualche maniera riesce a toccarla Frenez. Sono passati 7 secondi. No, erano 7 da quanto diceva il cronometro dei 24. Il cronometro diceva 17 secondi. Bisogna che difenda. Non è contento della difesa di Magnocavallo perché c'era solo un secondo sul cronometro. Intanto non è seguito il numero 39 mi sembra, 35 Galdi che prende il rimbalzo. Torrisi, Graziola, la prova lui da 3, lunghissima, tira giù il rimbalzo Mestre. Brutto momento di Rotagliana, non riesce a giocare, non riesce a fare. Il numero 30 viene tenuto da Carli. Numero 7 per il 5 che trova il jolly con questa giocata. Chiama time out Magnocavallo. Condividiamo la scelta. Un po' perplesso per alcune chiamate da Voglio, almeno da quanto traspare dalla sua mimica facciale. Nessuna protesta per il coach di Rotagliana. Intanto 5 punti di svantaggio.
per Rottagliana che porta Mestre a 35 punti segnati finora in questo primo tempo, mentre sono 30 i punti segnati a Rottagliana in questo primo tempo. 1 minuto e 17 da giocare ancora prima dell'intervallo lungo. Chiama la carica per Mestre anche il cameraman qua sulle tribune. Intanto in campo ancora Cela, Graziola, Frenez, Carli e Torrisi. Manovra Davide Graziola, subisce una manata da parte di Garbisa, poi Torrisi, Frenez, Cela, Frenez, Torrisi. Gli scivola la palla ma la tiene, poi trova una bella imbucata di Frenez che va un po' lungo, il ferro gli dice che non è giornata, mentre ha vita facile Garbisa che porta a 37 i punti di Mestre, fuori misura, un po' lungo. Recuperata di Torrisi che subisce fallo, poi va dentro Frenez, ancora sfortunato, corre Mestre, adesso prova il numero 33 che trova un cioccolatino per il 77 che è Pellitieri, porta a più 9 Mestre in questo finale di un peccato perché non va neanche questa, meno 9 alla fine del primo tempo. Vi lasciamo con i nostri sponsor. Siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava. Lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2 via, non c'è tempo per i dubbi. Corri, taglia, scarica, li mangio come i lupi. 5 in campo ma qua dentro siamo 100. Ogni voce dalle tribune è un supplemento. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Scarpe slacciate, triple in faccia ai difensori. Non giochiamo per i soldi, non giochiamo per gli onori. Giochiamo perché il legno sotto i piedi ci dà vita. Perché la palla tra le mani è una promessa mantenuta. Guarda le tribune, guarda chi c'è stato sempre. Chi ha creduto in noi quando non valevamo niente. Stasera è per loro, per chi ha viaggiato ore. Per chi ha perso voce a furia di gridare amore. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Questa maglia addosso pesa più di quel che sembra. Ogni filo è un ricordo che nessuno ci porta via. Ora falli saltare! Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto
Siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava. Lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2, via, non c'è tempo per i dubbi. Corri, taglia, scarica, li mangio come i lupi. 5 in campo ma qua dentro siamo 100. Ogni voce dalle tribune è un supplemento. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Se hai dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Scarpe slacciate, triple in faccia ai difensori. Non giochiamo per i soldi, non giochiamo per gli onori. Giochiamo perché il legno sotto i piedi ci dà vita. Perché la palla tra le mani, una promessa mantenuta. Guarda le tribune, guarda chi c'è stato sempre. Chi ha creduto in noi quando non valevamo niente. Stasera è per loro, per chi ha viaggiato ore. Per chi ha perso voce a furia di gridare amore. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Se hai dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Questa maglia addosso pesa più di quel che sembra. Ogni filo è un ricordo che nessuno ci porta via. Ora falli saltare! Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Va, 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 va. Siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava. Lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2, via, non c'è tempo per i dubbi. Corri, taglia, scarica, li mangio come i lupi. 5 in campo ma qua dentro siamo 100. Ogni voce dalle tribune è un supplemento. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Se hai dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Scarpe slacciate, triple in faccia ai difensori. Non giochiamo per i soldi, non giochiamo per gli onori. Giochiamo perché il legno sotto i piedi ci dà vita. Perché la palla tra le mani, una promessa mantenuta. Guarda le tribune, guarda chi c'è stato sempre. Chi ha creduto in noi quando non valevamo niente. Stasera è per loro, per chi ha viaggiato ore. Per chi ha perso voce a furia di gridare amore. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Se hai dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Questa maglia addosso pesa più di quel che sembra. Ogni filo è un ricordo che nessuno ci porta via. Ora falli saltare!
siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava, lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2 via, non c'è tempo per i dubbi. Corri, taglia, scarica, li mangio come i lupi. 5 in campo ma qua dentro siamo 100. Ogni voce dalle tribune è un supplemento. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Se hai dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa. Quasi tutto pronto per il ritorno in campo delle due squadre. Più 9 Mestre in questo finale di terzo quarto. Azzeriamo il conteggio dei falli. Tutto pronto per iniziare. Rotagliana con Carli, Cela, Dalmonego, Nuresi e Ziller. Mestre con Favaro, Galdi. Infila subito la difesa di Rotagliana sulla rimessa. È il secondo schema che porta fatturato alla squadra di Mestre. Cela risponde con 2 punti e una buona penetrazione. Carli prova a fermare il lanciato Galdi. Giulio quasi la prende, poi Mestre torna in possesso della palla, però persa di Mestre per tocco della Rina sul fallo laterale. 32-41, 9-25. Abbiamo una partita molto interessante qui a Mezzolombardo questa sera. Nuresi non trova lo scarico, arriva Ziller. Cela, bel movimento, subisce il fallo, gli dà una manata, Cela protesta ma non c'è niente da fare, non viene ravvisato. Favaro, bella giocata per il numero 77 Pellittieri che appoggia altri 2 punti. Dalmonego, Favaro gli si appoggia, naturalmente non è fallo. Hanno una wild card i giocatori di Mestre in questo momento. Carli va dentro, la ributta fuori Dalmonego, Cela, la prova lui e questa volta viene fischiato il fallo sul tiro da 3 di Favaro. Non è sicuramente contento il coach di Mestre per questa ingenuità di Favaro che manda con 3 tiri in lunetta Cela. Sbaglia anche il secondo Cela. Facevano comodo questi punticini, ma vediamo se porta a casa almeno il terzo. Così non è, tira giù il rimbalzo Mestre, riparte la fa girare bene Mestre, Dalmonego, buon taglia fuori, subisce palesemente fallo di nuovo, non viene ravvisato. Ziller, Cela,
Carli arriva anche Nuresi. Nuresi dal Monego. Carli prova ad andare dentro lui. Cela. Carli. Il ferro li respinge. Poi il numero 33 si fa una cavalcata prima di mettere la palla a posto. Nardin non si capacita della chiamata. E ormai fanno tutti come i calciatori, fanno finta di non aver fatto nulla. Ovviamente si scherza, è difficile anche rendersi conto durante l'azione di gioco se per la chiamata, soprattutto sui passi, magari è facile. Prova a attaccare il ferro Carli. Non bene eseguito, con molta pressione. Il numero 23 prova ad andare dentro lui Garbisa, poi scarica fuori, scheggia il ferro. Ziller la tocca, prova a tenerla in campo, non ci riesce. Sarà rimessa per Mestre. Si posizionano per uno schema i ragazzi di Mestre. Vediamo, è il 77 che va a prendere il passaggio. Carli lo tiene. Un paio di passi anche qua. Ancora di Mestre. Buona difesa in questo caso di Rotagliana. Buona intensità, 32-43 sul cronometro. Attacca Galdi. Ma siccome Carli viene ravvisato un fallo. Incredulo Carli per questa chiamata, ma siamo un po' perplessi anche noi, perché si corre tutto il campo con un uomo appoggiato al corpo e non viene ravvisato il fallo. Viene ravvisato quando uno gli passa vicino. Le chiamate un po' così lasciano sempre un po' l'amaro in bocca ai ragazzi. Trova il fondo della retina Garbisa con una buona penetrazione centrale. Sta andando un po' via Mestre in questo terzo quarto. Cela la butta fuori per Nuresi, che la prova da 3, dice di no. Dal Monego la prende lui, gliela toccano da dietro. Tocca, la butta fuori. Molto rischioso, perché è molto semplice far fallo in quelle occasioni. Cela la prende lui dalla rimessa, la cede a Torrisi, che rischia l'infrazione di passi. Nuresi prova a prendere il centro, la dà fuori a Dal Monego, che arriva tardi. Scadono i 24. Ottima difesa di Mestre, non si era accorto nessuno, penso di Rotagliana, che stava per scadere il tempo, infatti nessuno ha avvertito i ragazzi in campo. Si riparte con Garbisa, Pellitieri sulla difesa di Ziller, perde palla, esce rimessa Rotagliana, la va a prendere Cela, porta su palla, passa a centrocampo, si fa vedere Ziller. Dalton prova a dettare il passaggio, viene chiuso la linea di passaggio. Nuresi va fuori, Torrisi se lo prende lui, gira sul ferro, esce Garbisa, ma Torrisi, campo! Mi sono fatto prendere un attimo dalla foga, c'era un'infrazione di campo e anche il fallo su Torrisi, o quantomeno c'era qualcosa da fiscare, o Torrisi faceva fallo o Garbisa faceva fallo. Nuresi, Cela, Dal Monego, Nuresi,
va dentro, si lamenta che gli hanno dato un colpo in testa. Ormai ci sono chiamate un po'. Adesso si arrabbia, l'arbitro va a parlare con la panchina di Rotagliana. Non capiamo cosa sia successo. Bravo, fischiate anche i passi però, bravi! Per il possesso alternato la palla sarà di Rotagliana, ma era chiaramente infrazione di passi. Credo ci sia stato un richiamo alla panchina, ma non capiamo cosa abbia fatto Andrea Davoglio, che era seduto, infatti ha chiesto se stava parlando con lui. Torrisi, Ziller, Nuresi, Cela, Ziller ancora, Dal Monego, Ziller, Dal Monego, il ferro gli dice di no, ma prova a prenderla Torrisi, un po' di difficoltà in questi attacchi. Fallo di Torrisi su Favaro. Un po' di cambi, intanto si riparte con la rimessa in attacco di Mestre. Fallo tecnico a Nuresi, che da no. Ne hanno fatti 28 loro così, continuano a spingere anche loro. Ha solo chiesto come faccio a difendere e è stato sanzionato con un tecnico, perciò che era tutta la partita che avrebbe voluto sanzionare qualcuno di Rotagliana con un tecnico. Finalmente c'è riuscito. Bisogna rimanere concentrati, rimanere in partita, perché se ci si fa prendere dal... Intanto Dal Monego mette tutti d'accordo con 2 punti. Dai però, dai! Ma cos'è? Interferenza? 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 Non è stato dato, o forse sì. Torna a meno 10 Rotagliana, partitino 4-0, però adesso c'è da difendere. Fortunato il tiro del numero 38 che di tabellone la butta dentro. Nuresi, Ziller, un po' di confusione, ma arriva nelle manone di Nuresi che va dentro, fa saltare, non viene ravvisata l'infrazione. Il 35, poi trova ben piazzato il numero 18 che riesce agevolmente a mettere 2 punti. Chiama time out Magnocavallo, striscia. Time out, 4 falli a 1
commessi da Rottagliana, che è in bonus, e il punteggio dice 50-34, 3:43 sul cronometro da giocare. Primo time out di questo secondo tempo da parte di Magno Cavallo, almeno così dice il tabellone. Si riparte dal fondo con Dal Monego. Percela, Carli viene a prenderla a centrocampo, a Ziller, subito Percela, buona giocata di Rottagliana in velocità, Cela se la sente da 3, finisce fuori, non riesce a tenere viva la palla Carli nonostante il generoso balzo. Si riparte dal fondo con Mestre che manovra veloce. Direi che era flopping questo del numero 33. Ma è campo! Alla fine finisce sul fondo la palla e Nuresi, Percela, Ziller la fa girare bene. Dal Monego se la sente, entra e esce praticamente. Ma simula il numero 33, Lo manda in lunetta. Va in lunetta il numero 33 Nardin, che ha simulato il fallo per ben 2 azioni. L'arbitro ci è caduto e l'ha mandato in lunetta a tirare 2 liberi. Non molto sportivo l'atteggiamento in un campionato under 15. Fa il primo, sbaglia il secondo. Parte Ziller, forza rottagliana intanto. Cela riesce a darla, non riesce a recapitare il pallone a Ziller. Dal Monego, persa rottagliana, ripartono come delle saette. Cela ci mette il piede e interrompe l'azione. Rottagliana sta faticando tantissimo in questo terzo quarto a trovare il canestro. Non ne entra una. Si riparte dal fondo. La toccano in 3, ma alla fine arriva Graziola, la doma e passa al centrocampo, la dà dentro ad Dalton, che gli sfugge di mano, persa sanguinosa di Dalton Dal Monego. Succede. Prova subito a rifarsi, non riesce l'agguato. Corre il campo Mestre, Ziller. Gli dà una manata, però tocca il piede la linea. Intanto cambia per Magno Cavallo, esce Dal Monego, entra Frenes, 2 minuti e 09 sul cronometro, 36-51. C'è da fare qualche punto in questo secondo quarto, in questo terzo quarto. Cela, Ziller, Nuresi, Cela, arriva a Frenes che la prova, no, Graziola va dentro, subisce il fallo, chiamata corretta, nonostante l'incredulità del numero 11, Ludovico Raciti. Secondo fallo per lui, non così grave,
visto che manca solo un quarto e 1 minuto e 52. Tanto Graziola non si libera nessuno, la cede a Cela. Nuresi vorrebbe un blocco, non arriva. Davide Graziola che prova ad andare dentro lui. Ziller, Nuresi in punta, un pelo lunga, il ferro la sputa, si riparte. Macella la intercetta. Nuresi subisce fallo, fa vedere i muscoli. Mattiangelo Nuresi va in lunetta per il potenziale gioco da 3. Cambio intanto per Mestre. Qualche indicazione di Magno Cavallo. Nuresi. Cela si avventa come un falco, tira giù il rimbalzo sull'errore di Nuresi, va dentro. Vorrebbe anche lui andare in lunetta, si fa anche un po' male, manda a quel paese l'arbitro. Canestro. Quale canestro? Ha interrotto prima, eh? Abbiamo il video, poi mandiamo alla FIT. Dai. Non capiamo cosa sia successo. È fischiato prima contesa palla 2, eh? Cioè, cammino il regolamento. Intanto Giulietto Ziller batte il 5 al secondo arbitro. Non ho capito bene perché ha fischiato e poi ha dato canestro. Se non c'è intanto non capiamo questa chiamata, non sappiamo spiegarvela quantomeno. Si riparte dal fondo, Ziller, Nuresi. Torrisi prova a prendere il centro, arriva Graziola. Fa Mattia. Ziller. Nuresi. Si spazia, spara. Ferro non accoglie la parabola di Mattiangelo Nuresi. Tanto succede un po' di tutto. Graziola tira giù una manaiata. Manda in lunetta. Il numero 5 Martignon. Sbaglia il primo. Chiama il tagliafuori Magno Cavallo. 43 secondi sul cronometro. Martignoni in lunetta. Canestro buono. Ha fischiato perché aveva visto un'invasione. Nel caso in cui il canestro non avesse realizzato il canestro, l'avrebbe fatto ripetere. Ziller. Graziola. Viene Nuresi a prenderla. Fischia palla 2. Palla di Mestre, peccato. Mancano 28 secondi sul cronometro. Ci sono un possesso pieno e 2 secondi da giocare. Graziola. Difende sul numero 23 Garbisa, che poi la prende sempre lui. Fa una passeggiata e poi spara da 3, la mette anche.
La spara Frenez, fuori misura, 57-38, finisce così il terzo quarto. Un po' di amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato, e per qualche fischio che è sembrato non avvantaggiare la squadra di casa. Però tutto sommato i ragazzi stanno dando una bella risposta sul campo. Intanto Davoglio si spiega con Carli, un po' fermato dai falli quest'oggi. Andiamo a vedere un po' di statistiche, magari quello che sta succedendo in questa partita. Abbiamo Carli con 11 punti, De Pretto 1, Cela 5, Nuresi 7, Graziola con 2, Dalmonego con 6 e Torrisi con 6. Il mattatore invece per Mestre sono Proia con 11 punti e Galdi con 11 punti, gli unici due in doppia cifra. I falli, abbiamo Carli con 4 falli, Nuresi con 3 e Graziola con 2 e anche Torrisi con 2, mentre Giulietto Ziller, che adesso mi sfugge, anche lui con 2 falli. Torna sul parquet Carli, gravato di 4 falli, dovrà fare attenzione a non farsi pescare subito, perché finirebbe anzitempo la partita. Intanto Dalmonego, Nuresi, Cela, Ziller e Carli sul parquet. Nuresi la cede a Cela che manovra in punta, poi viene a prenderla Carli che prova ad andare dentro, ne mette 2 Carli e porta a casa anche il libero aggiuntivo. Buon inizio di Rotagliana, meno 17, sono tanti ma non sono impossibili. In lunetta Carli, vediamo se concretizzerà il gioco da 3. Un pelo corto il libero, lo tira giù Mestre. Spinge col braccio, non in maniera troppo evidente. Ovviamente Carli non può fare molto, gravato dai 4 falli. Intanto Nuresi la cede a Carli, qualche difficoltà. Va dentro, si prende il fallo, questa volta non riesce a mettere i 2 punti Carli. Dovrà conquistarseli entrambi in lunetta. Intanto consigli di Andrea Davoglio. 2 liberi per Carli, che mette il primo. Un altro libero. Sta tirando con un 2 su 3 in questa partita. Mette anche il secondo. 3 su 4, un 75% di Carli dalla lunetta. Si rifà della brutta prestazione in lunetta della settimana scorsa. Forza Rotagliana, 15 punti. Il numero 7 prova ad andare dentro, passaggio fuori misura, troppo alto. Persa per Mestre, buon inizio di quarto di Rotagliana che sta mettendo in difficoltà la difesa di Mestre e anche l'attacco. Carli viene a prenderla. Falli, oh!
Va dentro, non gli danno il fallo questa volta. Guardate, falli! Cazzo! Si spiega con l'arbitro Carli per il motivo per il quale non ha ricevuto il fallo. Intanto Nuresi prova ad andare dentro, la cede a Cela, dal Monego, da 3, non sarebbe stato male. Carli è ovunque in questo inizio di quarto, si è riposato. Nuresi con un fallo, direi che non viene fischiato, ma porta a 44 i punti di Rotagliana. Manovra Mestre che prova. Ziller ruba la palla, la butta lunga a Dalmonego che ne appoggia altri 2. Costretto a chiamare il time out il coach di Mestre. Sia Rotagliana meno 11. Un parziale di 6 punti se non sbaglio. Non so, vediamo. Dovrebbe essere il punteggio è 46 a 59 su il referto elettronico. Abbiamo un 44-59, hanno dato 2 punti a Mestre, quindi è 8-0 credo il parziale. Speriamo non sia un errore di referto elettronico quello che abbiamo visto. 46-57 è corretto il punteggio del tabellone, è sbagliato quello che riporta l'app online, ma vediamo se si sistema nel corso della partita. 8-29, si riparte dal fondo. Rotagliana più viva che mai, non ci sta. Nuresi. Aveva quasi messo le mani sulla palla Nuresi, ma c'è un fallo su Dalmonego, viene buttato per terra Dalmonego, nessuno se ne accorge e non viene fischiato niente. Cela prova ad andare dentro, non trova lo scarico, alla fine lo trova su Nuresi che quasi perde il perno. Carli, Ziller, Nuresi, la spara lui, peccato non è andata la tripla, era un buon tiro di Nuresi. Intanto scarico sul numero 33 che si butta per terra. Vorrei segnalare che il 33 sta continuando a simulare falli in maniera abbastanza goffa, ma abbiamo subito 4 punti. Era un tiro da 4 punti? Ma scusa, ma non era 57? Ma non era una 57? Sì. Ma avete segnato 4 punti sul tabellone, mi sembra. Era un canestro da 4 clamoroso a mezzo lombardo. Ma il numero 33 fa sempre simulazione. È sempre simulazione, occhio! Mamma che arbitraggio! Continua a muovere la testa appena uno si avvicina. Anzi, magari il coach potrebbe anche redarguire un comportamento poco sportivo del numero 33 che è Luca Nardin. Ha simulato almeno 3-4 falli, portando a 4 falli Carli, adesso Ziller. Viene fischiato invece il fallo a Cela su
il numero 35 Galdi. Direi che c'era tutto un po' di frustrazione in questa giocata di Cela. La prende Favaro. Ancora lui, prova ad andare dentro. Voleva il fallo, ma non c'era nessuno vicino a lui. Cela. Carli. Sfortunato. Persa di Mestre, intanto la buttano lunga, la controlla Nuresi. Torrisi dal Monego. Arriva a prenderla Nuresi ancora, la dà dentro in post per Cela, si gira. Lo falcia da dietro De Marchi, fallo su Andrea Cela. Si parte dal fondo con Cela per Torrisi. Non riesce a trovare il canestro. Leo Torrisi, buona la sua penetrazione, subisce il contatto, andrà in lunetta con 2 liberi. Tanto secondo fallo, niente di preoccupante, visto che mancano 6 minuti e 21. Torrisi mette il primo. Mette anche il secondo Leo Torrisi. Intanto cambi per Mestre. Ha fatto 30 passi. Intanto Carli va a segnalare. Prima era fallo in attacco, anche questo col braccio si difende, Stessa metrica, no? Dubbia, molto dubbia anche questa chiamata. 33, calamita falli. Tanto Dalton la tocca, poi la tocca il numero 77 Pellittieri. Si riparte dal fondo, 48-61, 6-0-5. Inizia a scarseggiare il tempo per Rotagliana. Cela, Nuresi passa alla metà campo, poi scarica per Carli che va dentro, mette 2 punti Carli. Meno 11 Rotagliana, hanno rosicchiato. Riesce a passare il campo con negli 8, poi manovra da 3. Favaro trova il jolly sullo scadere dei 24. Bel tiro di Favaro, pulito. Cela si complica un po' la vita, va a subire fallo, manda in bonus Cela in lunetta. Mette il primo Cela. Mette anche il secondo Cela, fattura, entrambi liberi. Dal Monego prova a contenere il numero 35, che in qualche modo
Milan. Numero 77, viene lasciato un po' di spazio e porta a 66 punti di Mestre. Nuresi la perde, brutta persa in questo momento, brutto momento di Rotagliana. Favaro va dentro, fa passi, resta lì la palla, la prende Carli. Ma passi? Ma che antisportivo! È antisportivo là per terra, Adesso da fallo nero vado via, Se da fallo nero vado via. C'era sicuramente un'infrazione di passi. Per terra, ...33... Luca Nardin, antisportivo. C'è stato un po' di confusione. Non si sapeva cosa sarebbe successo. Nuresi intanto si prepara in lunetta. Solitario. Senza nessuno rimbalzo. Lungo il primo, peccato. Vediamo se avrà miglior sorte col secondo libero. Sfortunato, rimbalza su entrambi i ferri ed esce. Nulla di fatto. Questo antisportivo si riparte col possesso Rotagliana. Cela dal Monego. Torrisi dal Monego. Cela un po' statici. Va dentro Cela, si prende due liberi. Un po' forzata l'azione di Cela, costretto a penetrare. Tutto sommato una buona soluzione. Bisognerebbe rosicchiare qualche punto a gioco fermo, è fondamentale in questa fase. Sbaglia Cela. Peccato. Riprova col secondo, pronto al rimbalzo. Lo mette il secondo. Riparte Favaro. Bella giocata di Galdi, che si libera molto bene, riesce a portare a casa i 2 punti. Intanto Nuresi la dà dentro per Cela, che si gira, la scarica fuori per Torrisi, la tocca al piede, peccato perché aveva il piede sulla linea dei 3 punti. Favaro nega la ricezione Carli, poi la gira dall'altra. Un'esitazione di Pellitieri, infrazione di passi, persa per Mestre, 3-17, 55-68. Parte Nuresi, è dura ma c'è speranza, c'è vita. C'è la ancora per Torrisi che scheggia il ferro questa volta. Riparte Favaro, veloce. Viene cercato di fermare con un fallo, poi
Garbisa va dentro, fa passi. Favaro la cede a Nardin e ne mette 2. La butta su. Dal Monego prova a prendere il gioco da 3, non riesce a realizzare il canestro. Fallo del numero 33, Luca Nardin. In lunetta Dal Monego. Cortissimo il primo. Corto anche il secondo di Dal Monego. Chiama la palla 2 all'arbitro, anche se aveva un buon vantaggio Galdi. Ma per il possesso alternato comunque rimane di Mestre. Prova a negare la rimessa Nuresi. Favaro scarica fuori. Dal Monego gliela tocca. Passi. Canestro e fallo per Nardin. (55-70), 2 minuti e 23. Bisogna produrre uno sforzo per ricucire lo strappo. Sbaglia, ma la tocca Garbisa, un po' fortunata Rotagliana in questa fase che ha sbagliato 2 canestri sul libero sbagliato. Nuresi Torrisi, Nuresi, Cela, Torrisi, si spazia, spara, Ferro dice di no, peccato, sarebbe stata comoda una tripla. Favaro parte lui, la cede a Garbisa. Nuresi la butta su per Dal Monego, sbaglia. Tanto manovra Mestre sempre con Favaro, prova ad andare dentro. Gli fischiano il fallo ancora prima di intervenire a Cela, sull'intenzione quasi. Poi il fallo sicuramente c'era. Va in... esce intanto... Favaro sbaglia il primo, 55-72. 1:28 da giocare, entrambi le squadre in bonus. Mette il secondo. Dal Monego. Torrisi. Cela prova ad andare dentro. La ributta fuori per Nuresi. Cela si fa rivedere in punta, la spara da 3, non entra, peccato. Intanto Mestre passa con qualche difficoltà al centrocampo. Vedete tutti d'accordo, Pellitieri fa valere i centimetri a rimbalzo e appoggia altri 2 punti per Mestre, portando a più 20 il risultato. Sicuramente risultato severo per Rotagliana. Giudicata regolare la stoppata su Cela. Ne ha visti 2 arrivare addosso e ovviamente istintivamente non è andato su forte, altrimenti sarebbero stati sicuramente 2 liberi.
riprende ancora Cela, si gira, questa volta ne appoggia 2 di voglia di caparbietà Andrea Cela. Dal Monego Favaro va dentro, la cede al 77 che non si fa pregare a scartare il cioccolatino. È finita, più 20 per Mestre, manovra Cela. Sono contenti i ragazzi dal Monego, prova da 3, non va neanche questa, Carli prova a prendere il rimbalzo, Torrisi prova ad andare dentro, non con qualche difficoltà, Cela, Nuresi finisce così a mezzo lombardo. (57-77) per Save Mestre contro Rotagliana. Tutti pronto Mestre per il 5. Prossima partita. Prossima Rotagliana riposa e quindi passeranno 2 settimane per rivedere in campo i ragazzi nero-arancioni. Saluto degli arbitri. Si spiega coach Davoglio. Bene, da mezzo lombardo è tutto. Buon proseguimento di serata.